Buongiorno, le principali notizie. La frana di Niscemi sono più di 1700 le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. La zona rossa resta interdetta per il rischio di nuovi cedimenti e intanto i residenti dicono chi perde la propria casa perde l'identità. A Niscemi è arrivato anche l'esercito per rendere accessibili le strade e le aree rurali. Nuovo sopralluogo nei luoghi devastati dal ciclone Harry. Matteo Salvini insieme al presidente Schifani oggi nel Messinese, intanto la regione lancia il bando per i primi ristori alle imprese. A Catania è riaperto il tratto di lungomare che era stato chiuso dopo i danni del ciclone per i lavori legati all'abbattimento del ponte di Ogni. La circolazione avviene su 2 corsie a senso unico. Proseguono le indagini del RIS sulla morte dei 3 cacciatori trovati nei boschi di Montagna Reale nel Messinese. Gli investigatori lavorano sulla possibile presenza di una 4ª persona. Calcio, campo e mercato per il Palermo che oggi giocherà alla San Nicola contro il Bari. Inzaghi dice siamo una squadra forte, si allontana intanto l'ipotesi Matteo Tramoni che per il Pisa è incedibile. Il Catania affronta sabato il Sorrento sul campo di Potenza, reduce dalle vittorie contro Monopoli e Cosenza che hanno rafforzato fiducia e ambizioni. Toscano prepara alcune rotazioni con diverse opzioni in difesa e a centrocampo. Eccoci, buongiorno, benvenute e benvenuti. Lo sapete, stiamo seguendo ormai da giorni l'evolversi della situazione a Niscemi, colpita dalla frana. Oggi per noi c'è Eva Spampinato, con la quale mi collego subito. Eva, dici un po' cosa sta succedendo e con chi sei? Sì, Giusy, buongiorno. Come vede Niscemi oggi piove, una brutta giornata, c'è stata la nebbia sino a qualche minuto fa. Siamo davanti al comune di Niscemi. Ho intercettato al volo e sicuramente le ruberò pochissimo tempo perché sono appena usciti da una riunione operativa proprio al comune, Stefano Pupillo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Allora, avete appena fatto una riunione per fare un po' il punto della situazione di oggi e il cronoprogramma che leggermente magari verrà modificato a causa del maltempo. Allora, buongiorno, sì, ci siamo visti naturalmente, abbiamo fatto il punto di situazione, soprattutto dopo le piogge di questa mattina. Sono state piogge deboli, insomma, comunque abbiamo messo in programma naturalmente una delle priorità del momento, che è quello di ripristinare il più velocemente possibile la viabilità per il paese di Niscemi. Quindi con il colonnello del Genio militare si stanno attuando delle modifiche, diciamo, parziali sulla viabilità alternativa, si sta cercando di ricollegare l'SP10 all'SP12, quindi comunque stanno facendo delle opere di sistemazione di una reggia trazzera e di una strada, di una mulattiera, in modo da poter migliorare la viabilità sul comune di Niscemi. E questa è sicuramente una cosa importante. Altra cosa che si attende è il comunicato da parte del comune sulla riapertura delle scuole, prevista teoricamente per lunedì. Sì, questa è una cosa che naturalmente verrà definita e stabilita nel corso della giornata dal sindaco. Penso che ci sarà un comunicato del sindaco che definirà bene anche con i rappresentanti dei plessici scolastici la situazione per la riapertura delle scuole. Ultima domanda, poi la lascio andare perché so che ha i minuti contati. Che notte è stata? No, notte tranquilla, noi abbiamo fatto sempre operazioni di pattugliamento, ieri sera sono state rafforzati i varchi e tutta l'area di 50 metri, quindi comunque c'è trasennamento, sono monitorate da parte delle pattuglie della polizia locale, dei carabinieri, della polizia. Abbiamo rafforzato, diciamo, la zona rossa e quindi è stata una notte tranquilla. Grazie Stefano Pupillo, io la lascio, buon lavoro davvero. Intanto Giusy ti racconto altri 2 dati di cronaca di questa mattina. Qui quello che vedete è il punto dell'assistenza alla popolazione. In questo momento è pieno di ragazzi che in un via vai appunto di giovanissimi che si stanno registrando come volontari, perché essendo le scuole chiuse è circolato un messaggio anche grazie a Don Giuseppe
Volpe, per cui hanno invitato i ragazzi a mettersi a disposizione delle forze comunali, delle forze di protezione civile per dare una mano, e la risposta è stata sicuramente tanta. Infatti dalle 9 di questa mattina, dalle 9 meno un quarto circa, il via vai di ragazzi è stato davvero notevole. Bene. Nel frattempo in piazza ovviamente ci sono grazie Giusy. Grazie anche a te e al nostro collega operatore Angelo Pandolfo, che ci daranno altre finestre informative nel corso dei nostri telegiornali. Intanto gli sfollati che sono 1700 a Niscemi, e abbiamo sentito alcuni di loro, li ha sentiti Lorena Dolci, dicono: chi perde la propria casa perde l'identità. Questa famiglia ha lasciato anche un cartello: siamo sfollati, il contatto, per mettersi in contatto. State svuotando quello che potete? Stiamo prendendo le ultime cose prima che chiudano definitivamente la zona, non ci facciano più entrare a casa, tutti i ricordi di una vita. Buongiorno, avete impacchettato un po' tutto. State lasciando? Come vede, non è una cosa che non si vede, stiamo cercando di prendere almeno le cose più veramente di prima necessità. Siamo un po' accampati e giustamente questa è la situazione. Dove siete andati a stare? Dove vivete? Adesso proprio provvisoriamente in campagna, ma penso che si cercherà un'altra soluzione, perché ancora c'è anche mia mamma, e quindi siamo in 5 e siamo un attimino ancora accampati, però stiamo cercando di reagire, perché siamo veramente senza veramente sangue nelle vene. Questa era la sua casa, signora? Questa è la mia casa, sì. Purtroppo, signora, come vede, ci ha detto mia figlia che siamo in pessime condizioni. Forse è quella a cui costa di più lasciare questa casa. Certo, e logicamente, signora, questa è stata la casa che ci abbiamo fatto con i nostri sacrifici, quindi... Che cosa sta portando lei? Ma è il necessario, signora, perché in una casa abbiamo tante cose. Il necessario è l'inverno, stiamo portando cappotte, cappottini, maglie. Qualche ricordo? Qualche ricordo, sì, delle fotografie stiamo prendendo. Ma lei spera di tornare presto qua? Io penso di tornare, signora. Lei che pensa che non le piace più tornare a casa sua? Siamo tutti così, perché siamo affezionati alle nostre case, alle nostre piccole cose che ci abbiamo fatto. La cosa che noi abbiamo perso la nostra identità, perché perdere una casa non è una cosa qualsiasi, non è una cosa normale. Ecco, perdere la casa significa perdere tutto. E a Niscemi è arrivato anche l'esercito per ripristinare i collegamenti stradali e scongiurare l'isolamento del centro abitato. Sentiamo Gerry Italia. Sono iniziati a Niscemi gli interventi dell'esercito dopo la frana che ha interessato il versante della collina verso la piana di Gela. I genieri del 4° reggimento Genio Guastatori della brigata Aosta sono impegnati lungo la SP12 e sulle strade vicine per migliorare la viabilità compromessa dallo smottamento. L'intervento è stato disposto su richiesta della prefettura di Caltanissetta a seguito del cedimento del terreno che ha reso impraticabili alcune delle principali arterie cittadine, con il rischio di isolamento per la popolazione. Oggi i vertici del reparto proveniente da Palermo e già operativo anche nel Messinese Ionico hanno partecipato a una riunione tecnica al centro operativo comunale per definire le fasi dei lavori. I primi interventi riguarderanno la pulizia e il ripristino delle strade vicinali di collegamento tra le provinciali 10 e 12, con la realizzazione di un bypass alternativo. Quello che faremo è migliorare la viabilità e quindi ripristinare la pavimentazione dove è interrotta o rifarlo addirittura in quella che è la Reggia Trazzeria Niscemi San Michele di Canzaria, che è quella che abbiamo percorso venendo qui. Chiaramente l'obiettivo è quello complessivo, è quello di ricollegare l'abitato di Niscemi col fronte ovest, quindi la Caltanissetta Gela, bypassando a nord e poi a ovest il fronte franoso che si trova in questa zona e alleggerendo così il traffico sull'SP11, che è l'unica arteria principale rimasta disponibile al momento. Un lavoro complesso svolto con mezzi speciali del Genio che punta a garantire collegamenti sicuri anche per le attività produttive del territorio. In attesa degli interventi strutturali definitivi, la priorità oggi resta una: restituire a Niscemi la possibilità di muoversi e non restare tagliata fuori. C'è un'ultima ora dell'ANSA che dice che c'è stato un incidente sulla Palermo-Agrigento tra un camion e un'auto. Sono morte 3 persone. Lo scontro è avvenuto nel territorio di Misilmeri, in contrada Coda di Volpe. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorritori del 118.
Nuovo sopralluogo nei luoghi devastati dal ciclone Harry. Oggi tocca a Matteo Salvini insieme al presidente Schifani. Intanto la Regione lancia il bando per i primi ristori alle imprese. Manlio Viola. Dopo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in Sicilia arriva anche Matteo Salvini. Il Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture si recherà prima a Melito di Portosalvo in provincia di Reggio Calabria, poi effettuerà un sorvolo sulle zone costiere di Calabria e Sicilia, quindi con il medesimo elicottero arriverà a Roccalumera per spostarsi poi a Furcisicolo e infine a Letojanni. Ad accogliere il Ministro ci sarà il Presidente della Regione Renato Schifani, che con lui effettuerà un nuovo sopralluogo istituzionale nelle località della costa ionica colpite dal ciclone Harry. Sarà presente anche il capo della Protezione Civile regionale Salvo Cocina, i sindaci del territorio. Intanto oggi la Giunta regionale di governo ha dato il via libera al bando per i primi aiuti alle imprese. Si tratta di 23 milioni di euro destinati ai ristori. La prossima settimana i danneggiati potranno avanzare le richieste all'assessorato attività produttive. Dell'erogazione si occuperà IRFIS. Vista l'urgenza e le condizioni in cui si trovano le aziende, non sarà richiesta né la regolarità contributiva né quella fiscale. Successivamente sarà avviata la cosiddetta fase 2, che prevede ulteriori somme sotto forma di crediti agevolati per il 40% a fondo perduto, la restante parte restituibile in 3 anni. La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato 11 persone e denunciato altre 9 per traffico internazionale di droga tra Palermo, Trapani e Catania. Sequestrati 131 kg di hashish, 400 di marijuana e resina per un valore di 1,5 milioni di euro. L'indagine ha svelato un sistema acquisito online tramite social, spedizioni postali e pagamenti non tracciabili, con tecniche di camuffamento per eludere i controlli. A Catania ieri è stato riaperto il lungomare tra Piazza Nettuno e Piazza Mancini Battaglia. Importanti novità per la viabilità in vista dell'abbattimento del ponte di Ognina. Sentiamo Tonino De Mana. Completati gli ultimi ritocchi, è stato riaperto al traffico alle 18 in punto il tratto di lungomare tra Piazza Nettuno Battiato e Piazza Mancini Battaglia, interdetto per i danni causati dal ciclone Harry e per i nuovi lavori che prevedono tra l'altro l'abbattimento del ponte di Ognina. 2 corsie ed unico senso di marcia con limite di velocità fissato a 30 km/h. Importanti novità per la viabilità, come spiega il comandante della Polizia Municipale Diego Peruga. Che si apre contestualmente il cantiere per la riqualificazione della zona. Quindi ci sarà un senso unico di marcia in direzione da Piazza Nettuno a Piazza Mancini Battaglia e non più il doppio senso come avevamo prima. Quindi invito gli utenti a prendere atto di questa nuova disciplina veicolare. Qualche disagio ancora ci sarà e noi invitiamo i nostri utenti, i nostri cittadini ad utilizzare correttamente i tratti stradali secondo la nuova disciplina. Ora più che mai sarà fondamentale l'utilizzo di via Barraco. I veicoli che prima percorrevano il senso di marcia tra Piazza Mancini Battaglia e via Nettuno saranno invitati a utilizzare, obbligati, io dico per meglio sottolineare la nuova disciplina veicolare, a utilizzare la via Barraco, che sostanzialmente è una parallela di questo asse stradale. Ripristinato anche l'impianto di pubblica illuminazione. I carabinieri di Lascari, siamo nel Palermitano, hanno arrestato 2 giovani di 27 anni originari della provincia di Catania per la truffa ad un anziano con l'ormai noto stratagemma del finto carabiniere. I 2 infatti avevano contattato telefonicamente la vittima riferendogli che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nel quale sarebbero stati investiti una donna e un bambino. Per questo chiedevano la consegna di denaro contante e oggetti in oro. A Catania il ciclone Harry ha distrutto lidi e strutture balneari, il grido d'aiuto degli operatori del settore. Sentiamo Tonino De Mana. Il ciclone Harry ha lasciato i balneari in un mare di guai e da Catania si leva alto il grido degli operatori del settore. Intere strutture sono state devastate ed ora serviranno aiuti straordinari per rimettersi in sesto e soprattutto bisognerà fronteggiare uno degli scogli più temibili, la burocrazia. Ad aggravare la situazione c'è l'incertezza sulla legge Bolkestein, secondo cui le concessioni demaniali in scadenza dovranno essere assegnate tramite gare pubbliche accessibili a tutti. Sull'argomento arriva la richiesta del presidente nazionale SIB-FIPE Antonio Capacchione. Che senza certezza sulla durata del titolo concessorio e quindi sulla Bolkestein la ricostruzione è impossibile. Senza la durata delle concessioni demaniali non possiamo stipulare mutui, non possiamo neanche pensare di investire. Senza il mare il turismo è ben poca cosa.
Sono continue le interlocuzioni con la regione siciliana che ha già accolto i punti richiesti dal SIB: esenzione canone 2026, semplificazione delle autorizzazioni per esecuzione dei lavori, ribascimento e interventi di protezione delle coste e risorse immediate per iniziare subito i lavori. Altre richieste dovranno essere discusse, su tutti l'abbattimento dei tributi locali, Tari ed IMU, ed il recupero dei fondi da PNRR. Il tempo stringe. Che stagione si prevede alla Playa? Uguale a tutta quella degli altri anni. Ci sono lidi che sono stati assolutamente devastati, ma grazie all'impegno delle nostre amministrazioni ci hanno garantito che ci porteranno ad avere la stagione aperta. La corsa contro il tempo è già iniziata. La Polizia di Palermo, nel monitoraggio e contrasto al fenomeno dell'antisemitismo e odio razziale, etnico e religioso, ha scoperto dalla pubblicazione sui social un post dal contenuto offensivo e minaccioso nei confronti della comunità ebraica. Dopo perquisizioni anche informatiche sono state denunciate 2 persone residenti a Palermo, indagate per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. Ci fermiamo, una breve pausa e ancora giallo sul triplice omicidio avvenuto nei boschi del Messinese. Il triplice omicidio di Montagna Reale, siamo nel Messinese, ancora non ha un perché. Indagano la Procura di Patti e i Carabinieri. Si cerca di capire se nei boschi, insieme alle vittime, ci fosse una quarta persona. Francesco Triolo. Le indagini sulla morte dei 3 cacciatori avvenuta nei boschi di Montagna Reale prosegue senza sosta, anche in mattinata, seppur con la pioggia e il maltempo. I carabinieri del RIS di Messina hanno effettuato nuovi rilievi, lì dove sono stati trovati i cadaveri senza vita dei fratelli Denis Pino, 26 anni, e Giuseppe Pino, 44 anni, di San Pierniceto, e dell'82enne di Librizia, Antonio Gatani, che si erano recati a caccia in quell'area boschiva incontrata Caristia, una zona frequentata da chi fa attività venatoria. Le indagini sono affidate alla sostituto Roberta Ampolo con il coordinamento del procuratore capo di Patti Angelo Cavallo. Bocche cucite e massimo riservo, anche perché si cerca di scavare nelle vite delle 3 persone, sentire sinora una decina di conoscenti e parenti per cercare di capire che tipo di rapporti avessero i 3. È diventata marginale, dopo un primo esame esterno da parte del medico legale, l'ipotesi di un omicidio-suicidio. 4 i colpi andati a segno, 2 ad una vittima, 1 ciascuno alle altre. Almeno così trapela. Si lavora sulla pista di una quarta persona che sarebbe stata lì nelle campagne del dirupo ad una quindicina di minuti di strada dal centro di Montagna Reale, difficilmente raggiungibile in auto, più facilmente a piedi attraverso un sentiero tortuoso. Secondo i primi approfondimenti, i 3 sono tutti incensurati e senza apparenti legami con ambienti criminali, e ciò escluderebbe un regolamento di conti, e a quanto pare i fratelli non conoscevano l'altra vittima. Risposte ulteriori potrebbero arrivare dall'autopsia e dall'esito degli esami della balistica. Nuovo blitz dei Carabinieri allo Zen di Palermo, 8 le perquisizioni domiciliari, 5 gli arresti, tra questi un'intera famiglia che gestiva lo spaccio di stupefacenti, decine le pattuglie impegnate, oltre che l'ausilio del nucleo elicotteri. Desira Ferlito. C'è un intero nucleo familiare tra gli arresti per detenzione e spaccio di stupefacenti nel corso di un'operazione coordinata dai Carabinieri allo Zen 2 di Palermo, il cuore del quartiere. Padre, madre e 2 figli, di età compresa tra i 20 e i 50 anni, tutti impegnati nella proficua attività di famiglia. A insospettire i militari è stato il gesto repentino di una mano che, osservata da un carabiniere appostato sul retro dell'abitazione, ha lanciato dalla finestra un panetto di hashish del peso di quasi 100 grammi. I militari hanno atteso a lungo prima che la porta venisse aperta. La famiglia si è mostrata poco collaborativa, ma gli accertamenti avrebbero confermato i sospetti degli investigatori. Continua la pressione sulla criminalità e il controllo da parte delle forze dell'ordine nel quartiere, troppo spesso teatro di violenza, criminalità e sangue. Anche il nucleo elicotteri e decine di pattuglie impegnati nel nuovo blitz dei Carabinieri. 8 le perquisizioni domiciliari, 5 gli arresti in totale. All'interno dell'abitazione di un 31enne già noto alle forze dell'ordine, i militari hanno sequestrato oltre 50 dosi di hashish, pronte per essere immesse sul mercato. Nel corso del blitz è scattata anche una denuncia per detenzione di un'arma a salve modificata, rinvenuta con 26 bozzoli. Inoltre sono stati sequestrati 2 fucili da soft air che verranno inviati ai RIS di Messina per accertamenti tecnici.
Una breve pausa, poi la pagina dello sport con il calcio e gli impegni di Palermo e Catania. Campo e mercato per il Palermo che oggi giocherà al San Nicola contro il Bari. Si allontana Matteo Tramoni, il Pisa adesso lo ritiene incedibile. Marco Gullà. È vigilia di campionato. Il Palermo infatti domani giocherà al San Nicola contro il Bari, ma sono ore decisive anche per il calciomercato. Nonostante un pressing costante del club rosanero e un'offerta economica di rilievo, circa 6 milioni di euro, il Pisa ha alzato il muro per Matteo Tramoni. Il club nerazzurro avrebbe infatti deciso di togliere il giocatore dal mercato, considerandolo un pilastro inamovibile del proprio progetto tecnico. Fallito l'assalto a Tramoni, il baricentro delle trattative si è immediatamente spostato verso Cremona. L'obiettivo numero 1 è ora Dennis Jonsen, un profilo che la dirigenza ritiene funzionale e soprattutto più sostenibile dal punto di vista economico. Piace anche ad Inzaghi. Sullo sfondo rimangono vive altre piste come quella per Dani Mota del Monza e Pierini del Sassuolo. In vista del match di domani a Bari, consueti dubbi di formazione per Inzaghi, che sembra orientato ad accantonare l'esperimento dello spostamento di Segre sulla tre quarti. I ballottaggi aperti sono due, uno in difesa tra Beresischi e Peda per il ruolo di braccetto di destra e uno sulla tre quarti tra Vasic e Leduaron per il posto da affiancare a Palumbo alle spalle di Poyampalo. Domani fischio d'inizio alle 20:30. Il mercato mi interessa poco, per me siamo una squadra forte, è una squadra che è riuscita in 21 partite a perderne solo 3. Vuol dire che è già pronta per poter fare qualcosa di importante. Poi la società, sappiamo che abbiamo una società importante, che se ci sarà qualche giocatore che potrà rafforzarci, e non è facile, non si farà trovare impreparata. Il Catania oggi a Potenza, dove sabato giocherà con il Sorrento toscano, ha più abbondanza dopo il mercato e può variare gli uomini, ma punti fermi importanti. Marco Carli. Altra tappa del cammino, tutte importanti per dirla con Toscano. A Potenza col Sorrento. Il Catania parte venerdì mattina, sabato alle 14:30 la partita. I rossazzurri sono reduci da due grandi iniezioni di fiducia, la vittoria di Monopoli che ha dato convinzione per le gare in trasferta e il dominio col Cosenza che ha ribadito l'infallibilità interna dei rossazzurri al Massimino. A proposito, l'unico pareggio casalingo è stato proprio con il Sorrento, prossimo avversario. È stata la squadra che ha pareggiato a Benevento, quindi ci vuole il miglior Catania sabato a Sorrento. Dobbiamo dare continuità ai risultati in trasferta dopo la vittoria di Monopoli, perché oggi il nostro percorso dice che in casa ci possiamo rimproverare poche cose, fuori casa qualcosa potevamo fare in più. Senza Casasola squalificato sono Raimo e Ponsi le alternative. In difesa Carnelutti e Ierardi si candidano come braccetto e contendono il posto ad Allegretto che ha fatto bene. Sicuro in mezzo Miceli. A centrocampo ballottaggio fra Corbari e Di Noia, in attacco solita abbondanza con Forte che scalpita per tornare in campo. Dopo il Sorrento riposo perché non si gioca a Catania-Trapani, una data che i rossazzurri accoglierebbero con favore per il recupero è quella del 18 febbraio. Fra le sfide di Siracusa e con il Giuliano. Si vedrà. Intanto c'è la prossima tappa, quella di sabato al Viviani. Una squadra forte e noi lo siamo, perché l'abbiamo dimostrato. Prepara le partite, affronta le partite tutte alla stessa maniera. Oggi che il campionato è entrato nel vivo, devi essere ancora più dentro questo concetto. C'è un aggiornamento sullo scontro sulla Palermo-Agrigento perché le vittime dell'incidente mortale sono gli occupanti di un'autovettura appunto che si è scontrata contro il camion, e sono un paziente dializzato e 2 soccorritori. Queste appunto le vittime. Maggiori poi dettagli nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali, la prossima sarà alle 14. Grazie per l'attenzione e buona giornata.